Si è svolto presso l'auditorium dell'Istituto Gallo Sciascia il convegno Economia, Cultura e Territorio promosso dalla sezione di Agrigento della Federazione dei Maestri del Lavoro, rivolti alle studentesse e agli studenti delle classi quinte. All'incontro, che si iscrive nell'ambito delle attività di formazione scuola, lavoro e orientamento in uscita, moderato dal console provinciale Giuseppe Migliore, hanno partecipato Roberto Principato, general manager di Villa Atena, Domenico Ranieri, commercialista e imprenditore, Giuseppe Lacorcia, delegato del prefetto di Agrigento, l'architetto Vaccarino, esperto in gestione energetica, e l'ingegner Paolo Mattina. I lavori sono stati aperti dal dirigente professoressa Giovanna Pisano dell'Istituto Gallo, che ha sottolineato il valore degli incontri che aiutano a colmare il divario tra la scuola e il mondo del lavoro, rendendo più chiaro cosa serve oggi per essere competitivi e il valore del networking, incontrare professionisti e altre persone interessate allo stesso ambito può aprire negli studenti l'opportunità concrete in chiave orientativa. Tra i temi trattati il turismo tra tradizione e innovazione con uno sguardo particolare alla luxury, l'attività bancaria, il regime di calcolo di interesse, l'agroecologia, nella nuova visione di lavoro, la green economy, le opportunità dell'intelligenza artificiale, le possibilità di restare in Sicilia per contrastare la diffusa e triste fuga dei cervelli. L'evento, che conferma la straordinaria valenza educativa dell'offerta formativa dell'Istituto Gallo Sciascia, ha visto anche la Federazione dei Maestri del Lavoro premiare con dedicata pergamena e medaglie gli studenti che nell'anno precedente si sono diplomati con la votazione di 100 e 100 e lode. Al termine dell'incontro gli studenti hanno ricevuto una spinta motivazionale, ascoltare esperienze reali, trend positivi, ha aiutato a chiarire obiettivi e aumentare la fiducia nelle proprie scelte, grazie a una visione aggiornata del mercato del lavoro.